Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo le previsioni per questo sabato 14 marzo 2020 e cosa ci riservano le costellazioni nell'arco di questa giornata. Prima di cominciare però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Prendiamo dunque le tavole delle costellazioni attraversate dalla Luna in questo giorno e vediamo che ci troviamo di fronte a un quadrato di 7 costellazioni. Dunque la Luna attraverserà per cominciare la costellazione Ariete e in seconda posizione Leone. Ariete è già presente nel dominio mensile, dunque ci troviamo qui alla presenza del dominio assoluto di Ariete. Cosa si intende dunque per questa giornata? Una giornata che può influenzarci in modo particolarmente importante dal punto di vista della intraprendenza, ma anche della impulsività. Dunque dovremmo agire bene, pensare bene, sebbene comunque va ricordato che siamo alla presenza del dominatore Saturno, quale appunto dominatore del giorno del sabato. Dunque è pur vero che saremmo tentati nel prendere magari posizioni dettate un po' dalla spinta dell'impulsività del momento, ma è anche vero che Saturno ci spinge comunque a riflettere soprattutto sul lungo periodo. Dunque un influsso non esclude l'altro, troveranno il modo di manifestarsi nell'arco di questa giornata, però senza dubbio avremo i piedi un po' più piantati per terra, forse un certo istinto di ribellione o comunque di cercare di liberarci in qualche modo oppure di fare a modo nostro. Questo è possibile appunto nell'arco di questa giornata. In effetti la posizione di Leone in opposizione potrebbe anche voler proprio dire questa tendenza a cercare di non lasciarsi sopraffare o dominare dal potere costituito. In un certo senso ha anche la possibilità di mettersi contro persone influenti oppure personalità di una certa rilevanza. È una giornata che comunque parte con questa spinta importante di fuoco, segue con una altrettanto importante presenza di acqua che andrà a rallentare, a mitigare, ma soprattutto a colpire, diciamo così, gli affetti oppure a investire il settore della famiglia, della relazione col proprio partner, portando un clima di lieve instabilità, ma chiuderà molto positivamente. Abbiamo poi in chiusura un trittico di costellazioni di terra che garantiscono una fine di giornata estremamente costruttiva. Dunque è chiaro che in base alle costellazioni presenti nel nostro personale quadrato di nascita, vale a dire nel giorno della nostra nascita, ovviamente reagiremo in modi molto diversi rispetto agli influssi, vale a dire che ognuno, insomma, di noi, in base agli influssi di partenza, ovviamente percepirà e metterà in scena delle circostanze diverse per ciascuno di noi. È una giornata comunque che sarà sicuramente ottima per coloro che hanno forti valori di aria, è una giornata che dà una certa intraprendenza, magari un'iniziativa nelle loro idee o qualche buona intuizione nella realizzazione di progetti e idee che poi possono prendere appunto corpo e struttura nell'arco della giornata, in particolar modo verso la fine. Per invece gli amici dell'elemento fuoco, che hanno appunto l'elemento fuoco molto forte, attenzione, non vi lanciate con eccessivo zelo o imprudenza perché appunto potrebbe magari creare qualche problematica, soprattutto di natura relazionale e magari portare a percepire un senso di solitudine maggiore.
Per gli amici dell'elemento acqua è sicuramente una giornata che metterà un po' di pepe, un po' di vitalità e laddove siamo probabilmente più propensi ad aspettare che le cose prendano forma, vedere come va e reagire di conseguenza. È una giornata che comunque darà delle cose favorevoli, poiché porterà costruttività e solidità a questi nati. Infine, per i nati delle costellazioni di terra, attenzione agli eccessi di nervosismo che potreste percepire nel non capirvi con le persone intorno a voi, nella difficoltà di comunicazione che può venire in un giorno in cui appunto l'elemento aria scarseggia e nelle quali è possibile che nella quale giornata appunto è possibile che alcuni influssi molto dirompenti cozzino un po' col vostro atteggiamento sempre molto accorto e prudente. Dunque è una giornata che ognuno comunque di noi percepirà in modi diversi, ma che di base porterà queste dinamiche e questo genere di opportunità. Non sono presenti doppi fluidi, dunque una giornata positiva. Grazie per avermi ascoltato fino qui, io vi rimando alle previsioni di domenica 15 marzo, sempre su questo canale domani. Un abbraccio a tutti e a presto.